In questa prima puntata di Screenshot della settimana noi volevamo portarvi all'attenzione ovviamente il problema del Covid, raccontato da chi lo ha sconfitto, da una persona che è molto conosciuta in Friuli, da uno sportivo. Una sua storia che ci concede in esclusiva, noi ci colleghiamo con lui e lui è Stefano Capitanio. Fa il culturista, lo avrete magari conosciuto, avrete sicuramente letto, peraltro è anche diventata una star televisiva in Emilia Romagna, e lui ha vinto il torneo Due Torri, poi ha fatto anche Mister Universo a Francoforte, a Helsinki, poi ci racconterà insomma della sua vita. Però ha dovuto affrontare probabilmente la battaglia più dura, quella contro il Covid. Buonasera a Capitanio, con lui c'è Annalena Castellani che lo sta accompagnando in questo viaggio di ritorno a una vita normale, possiamo dire. Salve Capitanio. Buonasera a tutti e intanto colgo l'occasione per salutare tutti gli amici friulani e ringraziare tutte le persone che mi hanno comunque anche mandato solo un attestato di stima, dei messaggi, anche se io in realtà non ricordo nulla perché ero intubato, quindi ti direi delle cose disconnesse. Però la mia ragazza ha messo via tutti i messaggi e ti dico la verità, ieri mi sono emozionato perché quasi 2 ore non sono riuscito a leggere le migliaia e migliaia di messaggi di persone che in qualche modo cercavano di darmi forza per cercare di tenermi in vita. Ecco, tanto per far capire che Capitanio magari anche manderemo qualche immagine, qualche fotografia, qualche video, insomma, di questo suo fisico, possiamo dire allo Schwarzenegger che adesso però è anche provato, no? Dal Covid. Quanti chili sei dimagrito, Capitanio? Sono molto provato, ti dico la verità. Venerdì mattina, siamo orientati a casa venerdì mattina la mia ragazza mi ha portato a casa, ha avuto le dimissioni dall'ospedale e la prima cosa, così per scrupolo, ho voluto pesare e non arrivavo a 75, quindi diciamo che ho perso nel giro di un mese 106 kg. Ecco, allora ci puoi raccontare un po' quello che è accaduto in questo lungo mese, quanti giorni esattamente? Beh, diciamo che io ho iniziato il 2 di marzo. Ho iniziato una cura antibiotica blanda come fanno tutti per vedere se reagivo agli antibiotici, ma in realtà purtroppo mi sono reso conto subito dal secondo giorno che intanto mi era sparito completamente l'appetito e poi non avevo perso proprio l'odore del cibo, il sapore, le cose diciamo primarie. Quella cosa che mi faceva più paura, che la mia ragazza si era proprio veramente spaventata, anzi è una cosa di cui dopo vorrei parlare perché ieri ho sottolineato questa cosa anche con un medico, è il fattore psicologico, cioè io la sera facevo dei discorsi disconnessi, senza nessun significato, senza nessun tipo proprio di significati proprio allucinanti, che non ero io. Cioè è come un virus che ti va a macinare la mente, non solo il corpo a livello fisico, ma proprio la mente. E io dicevo delle cose che non stavano nella mia testa. E la mia ragazza ha chiamato l'autoambulanza il 7 di marzo, sono arrivati all'1:30 di notte. Io ero conscio comunque che non stavo bene perché ero arrivato a 72-73 di ossigeno, quindi ero al limite. Ma la cosa peggiore è che io respiravo in realtà, ma la cosa peggiore è che tu non riesci a espandere l'aria dal diaframma, quindi hai completamente la parte addominale riempita d'aria che non riesci a espandere. Quindi tu respiri dalla bocca, butti fuori l'aria, però ti rimane nel circolo vizioso degli addominali, quindi è una cosa che tu non riesci a venire mai fuori. Capitanio, com'è accaduto? Cos'è successo? Quando l'hai contratto questo Io mi virus? alleno da circa 4 mesi in una palestra a San Marino, perché qui le palestre a Rimini, come tu sai, sono tutte chiuse. Scusa, Sì, posso? sì, 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 prego. Perché ti dicevo, io mi alleno in una palestra a San Marino. In realtà è una palestra, sì, è aperta al pubblico, ma è una palestra professionistica dove si allenano tutti
tutti i bodybuilder americani che vengono a fare le gare a San Marino, quindi diciamo che è una palestra quasi privata, una palestra molto bella, in cui voglio salutare anche i titolari che sono Mavi Gioia e Gian Enrico Picca, che mi hanno ospitato nella loro palestra subito, diciamo che mi sono trovato veramente benissimo, e la palestra è pulitissima, con igienizzanti, cioè tutte le cose che servono. Ogni mezzo metro c'è un igienizzante, quindi non potremo mai dire dove io posso aver contratto il Covid. Posso averlo contratto in negozio, perché noi gestiamo un negozio di caffè, posso averlo contratto in un bar, non lo so. Comunque io ho iniziato a star male il 2 di marzo e il 7 di marzo ho dovuto chiedere ricovero in ospedale qui a Rimini in terapia intensiva. Poi c'è stato il crollo, no? Portato in ospedale. Il crollo è stato netto subito perché come io sono arrivato in terapia intensiva ho avuto la fortuna che questa macchina che hanno loro, che si chiama ECMO, giusto ECMO, era libera, quindi loro mi hanno attaccato a questa macchina per quasi 20 giorni. Io non ricordo nulla, ricordo solo che mi hanno attaccato, mi hanno fatto i punti, mi hanno tagliato, mi hanno attaccato in questa macchina che si chiama ECMO. In realtà tu vivi completamente dentro questa macchina con i tuoi fattori nutritivi, il tuo ossigeno, il tuo sangue, però leggevo un articolo che il 18% ne esce viva da questa macchina, perché questa macchina in realtà non è che ti guarisce, ti dà del tempo prezioso per cercare ai medici di riuscire a capire la terapia farmacologica adatta a te, perché poi dobbiamo parlare di una persona che per curare una persona come me non è facile, non è come curare una persona anziana o uno sportivo normale. Io comunque vengo da uno sport comunque che implica comunque sacrificio, diete continue, e comunque non sono giovane, ho quasi 40 anni di agonismo, quindi per loro è stata una cosa abbastanza complicata. Ecco, stiamo vedendo intanto alcune immagini, insomma, che ti ritraggono in una delle tue gare con questo fisico invidiabile, insomma. Questa è una delle prime gare che ho fatto in Italia. Io dal 2006 vivevo in Repubblica Dominicana, quindi venivo in Italia una volta ogni 4-5 mesi, e questa è stata la prima gara, il mio ritorno alle competizioni italiane, nel 2011. Da qui poi la settimana dopo andai a fare il Mister Universo a Francoforte, in Germania. Sì, ricordavo prima Schwarzenegger più che altro perché è diventato famoso con Mister Universo, oltretutto, quindi il fisico... No, diciamo che è un livello diverso, perché comunque il bodybuilding di oggi è molto diverso dal bodybuilding degli anni 70-80. Negli anni 70-80 diciamo che un bodybuilder di medio-alto livello poteva vivere tranquillamente come un calciatore di Serie A di oggi, mentre oggi anche i professionisti americani, a parte i primi 5-6, gli altri devono lavorare, cioè devono darsi da fare, perché è uno sport che non è stato mai riconosciuto dal liceo olimpico. Arnold ha cercato in realtà quando è stato governatore della California, ha cercato di metterlo nel CIO olimpico, però ci sono state delle divergenze e non è riuscito a fare questo salto di qualità che forse sarebbe stato la manna nel cielo per molti di noi. Perché comunque un bodybuilder fare un'Olimpiade è, diciamo, che come un calciatore arrivare in Serie A e fare la Champions League. Senti, tu avrai fatto centinaia di gare, immagino, no? Quando ci eravamo sentiti anche... Oggi dovrei essere l'agonista nella mia federazione, che dovrebbe avere più gare. Adesso non so se c'è qualcuno che ha di più o di meno, comunque più o meno io devo averne, adesso non ricordo se 120-130 più o meno, dai. Io però diciamo che il meglio l'ho dato inconsciamente, perché tante volte tante persone mi dicono come mai se hai avuto questo scatto, diciamo, di livello dai 40, io il meglio l'ho dato dai 48 ai 54-55 anni, che è una cosa comunque difficile, perché questo è uno sport che in genere il meglio lo si dà a 30-35, massimo 40 anni. Senti, io all'inizio dicevo che forse questa era stata la sfida più difficile per te, uno che è abituato a gareggiare in 120 gare con questi livelli, è vero? È la sfida più difficile che hai dovuto affrontare, alla fine, la sfida nella vita. Forse ti dico la verità, adesso a mente fredda anche io ho sottovalutato la cosa, perché comunque l'anno scorso ero uno abbastanza libero, non usavo la mascherina, ho sottovalutato molte volte questa cosa, ero anche in contatto con tanta gente
e se ti devo dire la verità è brutto quello che ti dico adesso, ma io all'inizio non ci credevo molto a questo virus. Ho dovuto veramente batterci la testa, veramente duramente, per rendermi conto che il virus esiste ed è pure molto cattivo, molto cattivo. Ecco, torneremo tra poco su questa tua considerazione. E ieri quando ci siamo sentiti e tu hai accettato questo invito, mi dicevi una frase che mi ha colpito particolarmente, che la tua compagna, che ti è sempre stato al tuo fianco, oggi non è potuta essere presente perché appunto è No, impegnata lei per motivi di mi lavoro, ha spiace detto molto. che diceva Sì, che ti vedeva spegnersi giorno dopo giorno. sì. Sì, perché in questa macchina in cui loro ti attaccano, tu non è che hai dei fattori nutritivi esterni, vivi di quello che hai tu dentro. Quindi lei mi diceva che i primi 5-6 giorni gli sembrava che il mio corpo rimanesse uguale. Poi dal quinto e sesto giorno ha iniziato a vedermi spegnere, proprio si vedeva a occhio nudo che proprio dimagrivo, era una cosa proprio devastante, mi ha detto. Poi c'è da dire che comunque io sono un tipo di bodybuilder un po' particolare, perché comunque anche durante l'anno non ingrasso mai più di tanto, cioè diciamo che anche durante i periodi diciamo meno di allenamento, meno impegnativi, il mio corpo non va mai sopra i 105-106 kg con una percentuale di grasso molto magra. Quindi non sono uno che tende a ingrassare, perciò la malattia ha trovato terreno fertile su di me, perché ha mangiato tutta la massa magra che ha trovato, diciamo. Proprio me l'ha mangiata. Allora, Capitanio, resta in collegamento con noi e anche chi ti sta accompagnando in questo percorso di riabilitazione. Noi andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo tra pochi minuti, anche voi telespettatori restate in collegamento con Screenshot. Eccoci nuovamente collegati con Screenshot. Oggi vogliamo portare all'attenzione una storia, quella di Stefano Capitanio, che è un famoso culturista, ha vinto tantissimi tornei, eccolo qua, che vuole raccontare quello che gli è accaduto col Covid. Abbiamo sentito un po' la sua storia che ci sta accompagnando dal suo crollo fisico, psicologico soprattutto, che c'è stata dal 2 marzo e poi il crollo dal 7 di marzo con il ricovero. E Capitanio, poi cos'è successo? La compagna ha detto che lei lo vedeva sempre più spegnersi. E poi cos'è successo? Quando è stato questo recupero? Loro mi hanno attaccato subito a questa macchina che si chiama ECMO il 7 di marzo. Quindi io sono arrivato in ospedale alle 1:30 di mattina, mi hanno fatto praticamente, come si chiama quando ti aprono? Mi hanno aperto una tracheotomia in cui perché io sono entrato in ospedale, avevo una broncopolmonite bilaterale, il Covid mi aveva preso i polmoni. Durante l'attacco, mentre mi attaccavano a questa macchina che si chiama ECMO, ho avuto anche 3 forti ischemie, molto forti. E quindi diciamo che il mio corpo è riuscito a reagire e sono stato fortunato perché probabilmente il mio cuore è ancora buono, nonostante l'età, nonostante le battaglie che ho fatto a livello agonistico, il mio cuore è ancora buono perché i medici dicono che la terza ischemia è stata veramente devastante. E niente, mi hanno attaccato a questa macchina e vivevo, diciamo, dentro questa macchina. La mia ragazza veniva ogni giorno alle 2 di pomeriggio, chiudeva il negozio, arrivava in ospedale, aveva il permesso per entrare, la bardavano tutta, veniva lì, mi parlava, però io non ricordo niente perché ero completamente sedato. Quindi qualsiasi cosa tu mi chieda a livello di particolari, ti direi delle cose inesatte, perché loro mi hanno iniziato a intubare, mi hanno intubato e mi hanno sedato subito dal primo giorno, per non farmi sentire dolori, niente, io non sentivo niente, nulla. Quanti giorni sono passati dal recupero poi? Io sono rimasto dentro questa macchina esattamente 15 giorni, 16, una quindicina di giorni dentro questa macchina. Poi loro hanno cercato di svegliarmi, però non sono riusciti a svegliarmi perché il primo risveglio che hanno cercato di farmi non è stato buono. Ero molto nervoso, molto diciamo, non ero in condizioni psicologiche molto buone, quindi ho dovuto tornarmi a sedare. Quindi diciamo che io sono rimasto in terapia intensiva quasi un mese e poi in semi-intensiva gli ultimi 20 giorni. Ho fatto in totale quasi 40 giorni di ospedale.
Allora, e dopodiché, insomma, c'è stato questo recupero. Chi ti assiste in questo momento, vicino a te, Annalena Castellani, che è kinesiologa, no? Se non sbaglio. Esatto. Ecco, di professione. E come sta reagendo Capitanio alle cure? Cosa sta succedendo adesso? Ok, allora, innanzitutto è importante dire che quando Stefano è arrivato a casa era veramente debilitato, faceva proprio fatica a muoversi anche stando fermo. E è stato proprio lui che mi ha guardato e mi ha detto: Ti prego, Annalena, dammi una mano, aiutami a uscire da questa situazione. E quindi io mi sono subito andata a informare perché appunto io sono kinesiologa, laureata in scienze motorie, sto finendo la magistrale sempre di scienze motorie per quanto riguarda la riabilitazione, quindi il curriculum di rieducazione funzionale, e sono andata a leggermi e informarmi per quanto riguarda per quelle che sono le linee guida generali dei pazienti post-Covid per la riabilitazione, e subito sulla base di quelli poi, in base anche alla situazione di Stefano in quel momento, abbiamo iniziato a lavorare insieme. Il nostro allenamento si basa in principal modo sulla ginnastica respiratoria, proprio per andare a migliorare quella che è la sua capacità polmonare e riuscire poi a svolgere anche delle piccole attività, e soprattutto anche perché tramite questa ginnastica Stefano si rilassa molto e questo gli permette quindi di riuscire a prendere la propria percezione del proprio corpo e a sentirsi sicuramente più leggero anche a livello di mente. E poi abbiamo iniziato anche con la riabilitazione motoria, ovviamente ci siamo posti come nostro obiettivo principale riuscire a recuperare la completa autonomia soprattutto delle attività quotidiane, quindi il potersi muovere liberamente in casa, prepararsi da mangiare, non avere bisogno di nessuno, quindi essere autosufficiente. Tramite la ginnastica stiamo riuscendo a fare questo lavoro, lavoriamo ogni giorno, fortunatamente abitiamo attaccati, quindi possiamo permetterci di vederci anche tutti i giorni e di gestire come meglio crediamo al momento l'attività, e piano piano, dai, piccoli passi. Adesso sicuramente è già migliorato da quando è tornato a casa, già ha preso 5 kg e si muove comunque da solo, ovviamente con un po' di precauzioni, però sicuramente siamo sulla strada giusta per arrivare al nostro obiettivo principale. Poi il resto si vedrà, insomma. È un buon paziente, insomma, segue i compiti Sì, sì, da è molto, fare. molto bravo, sì, Sono un sì. bravo soldato, dai. Sì, sì. Capitanio, lei mi ha detto una cosa importante prima, probabilmente deve aver sottovalutato questo virus e dopo ha visto che era veramente molto cattivo per quello che è successo sulla sua pelle. Che tipo di messaggio vorrebbe lanciare a chi non crede o anche pensa che questo virus alla fine, non toccandolo magari, non lo sente così tanto vicino? Il messaggio che voglio lanciare è abbastanza, deve essere un messaggio semplice, però devo cercare di entrare anche nella psicologia delle persone, perché vedo tanti ragazzi anche qui a Rimini che girano tranquillamente, liberamente, senza mascherina, attaccati. È normale che un ragazzo giovane vuole divertirsi e nella sua vita ha altre priorità, non ha sicuramente il Covid, però io voglio lanciare un messaggio soprattutto anche agli sportivi che magari pensano di avere un fisico inattaccabile proprio perché sono allenati e magari hanno una struttura fisica magari più importante di una persona normale, ma in realtà questo è un virus che io dico, ho detto, l'ho soprannominato un virus maledetto, che più trova carne magra e più si diverte. Cioè lui è un virus che praticamente, ne parlavo ieri con un dottore, è un virus che sembra sia stato veramente creato per distruggere il corpo di una persona asciutta, cioè una persona che ha poco grasso. Quindi va a cercare le cose, gli organi principali, anche magari sani, per cercare di spolparti. A me mi ha spolpato vivo, ti dico la verità, cioè non, è una cosa che non riesco neanche a spiegare, è proprio molto difficile da spiegare, però io spero che adesso questo mio messaggio, questa mia esperienza negativa possa essere anche d'aiuto a magari dei ragazzi o degli sportivi che magari prima hanno sottovalutato la cosa, perché comunque tanta gente qui a Rimini mi conosce, non solo a Rimini, in tutta Italia, e tuttora mi chiede perché poi a me. E in realtà non è che il virus va a cercare nome e cognome di una persona, dove colpisce, colpisce.
Cosa hanno detto? Purtroppo se non sei pronto a reagire, ti saluta, ti porta via, non c'è niente da fare. Cosa hanno detto i medici del suo recupero comunque, quando sembrava un po' tutto perso? Cosa hanno detto? Che era stato un... Diciamo che io sono arrivato in ospedale il 7 di marzo in condizioni molto critiche. E da 0 a 18 i miei polmoni erano a livello 18, quindi erano al limite, erano spenti. E ieri parlando con delle persone che sapevano più o meno i particolari, mi hanno detto che molti mi davano per spacciato, cioè praticamente impossibile da recuperare, anche perché poi bisogna sottolineare che io gareggio dal 2012 con una patologia importante, io sono diabetico. Quando ho vinto i mondiali nel 2012 sono diventato diabetico di tipo 1, melito, genetico, quindi devo, oltre a fare un sacrificio forte, ho anche una patologia che comunque mi implica uno stress psicofisico molto difficile, perché comunque io mi devo basare sull'insulina per rimanere vivo. E quindi è un ulteriore stress che sicuramente il Covid ha trovato terreno fertile, perché comunque andare a colpire un diabetico è molto più facile che andare a colpire una persona normale. Per fortuna, non lo so, o che probabilmente ho ancora gli organi buoni e probabilmente sono riuscito a reagire e sono qui a raccontarla, dai. Diciamo che alla fine io sto ridendo, però alla fine mi è andata anche bene di lusso, dai. È una sfida anche per la kinesiologa, immagino, in questo momento, riabilitare una persona, oltretutto del fisico di Capitanio. Sì, diciamo che all'inizio ero anche io un po' perplessa, perché ho detto, cavolo, una persona così che ha un sacco di esperienze, io sono giovanissima, ho 24 anni, ancora devo finire gli studi, quindi mi sono sentita un attimo, non so, spaesata, però in realtà mi piace molto informarmi, leggere, studiare anche per conto mio e insieme a Stefano, che ovviamente mi dice tutto passo per passo, stiamo facendo un lavoro ottimo, direi, e non abbiamo riscontrato problemi fino adesso. Quindi... Capitano, le faccio un'ultima domanda, prima di farvi il bocca al lupo a entrambi, un po' per la professione, un po' per la salute anche. Collegare è finito comunque. Non è che viene in mente adesso dicendo ho superato questa sfida, adesso veramente ne faccio altre. Adesso è l'ultimo dei miei pensieri, però è anche vero che quando nel 2015 vinsi il mio Due Torri, che era l'unico titolo che mi mancava, ed era diventato un cruccio perché avevo vinto il mondiale, avevo fatto secondo Mister Universo, ho vinto 2 volte gli italiani e un giudice mi disse anche se hai vinto il titolo mondiale senza il Due Torri rimarrai sempre un incompiuto. Io nel 2015 ho vinto 2 torri e ho detto ok, per me il bodybuilding mi ha dato tutto, per me domani vado in pensione, invece non è stato così perché comunque alla fine dal 2015 ho fatto altre 10-15 gare, quindi alla fine direi una bugia se ti dicessi per me è finito l'agonismo. Sicuramente adesso a mente fredda, se devo darti una risposta a livello proprio di percentuale, ti direi che da 0 a 100 te ne darei il 2% che forse ritornerò su un palco, forse, anche perché gli ultimi 3 anni comunque ho partecipato solo all'Arnold Classic, che è una gara che si tiene in Spagna, è una gara che organizza Arnold Schwarzenegger e diciamo che la gara a livello mondiale dilettanti è la gara con il livello più alto. Partecipavo a questa gara perché comunque era un titolo che mi è sempre mancato. L'anno scorso mi sono avvicinato molto a vincerlo, però probabilmente non è il titolo per me, quindi diciamo che se il calciatore appende le scarpe al chiodo, io posso appendere il costume al chiodo, dai, alla attaccapanni. Va bene, grazie Capitanio. E credo che la sfida più importante è quella che l'attende la riabilitazione in questo momento, giustamente, non ci sono altre gare. Grazie anche alla kinesiologa Castellani che la sta assistendo in questo suo viaggio di riabilitazione. Grazie mille. Grazie, buona serata e un abbraccio a tutti gli amici friulani. Ciao. Bene, grazie allora ai nostri 2 protagonisti della puntata. Noi con Screenshot ci vediamo domani sempre alla solita ora, 19:45, non mancate.